Siamo con Jacopo Raveggi, portiere del Roller Hockey Scandiano, protagonista con la P maiuscola soprattutto nel finale di gara, con 3 parate negli ultimi 79 secondi che hanno permesso al Roller Scandiano di portare a compimento la rimonta contro la BDL Minimotor Correggio. Vittoria per 4-2, un buonissimo esordio per voi in Coppa Italia, forse ancora di più per l'aspetto mentale. Per cosa porta questa vittoria? Sì, dovevamo iniziare bene, l'abbiamo fatto, abbiamo dato tutto in campo e ce lo siamo meritato. E oggi ci è andata bene, sì, ci siamo impegnati molto, abbiamo lavorato tanto durante la preparazione atletica per arrivare fin qua pronti e sta andando tutto secondo i piani. Sì. Roller Hockey Scandiano che nel primo tempo ha subito la BDL Minimotor Correggio, siete andati anche in svantaggio per 2-0, è stato forse anche il gol di Roca che vi ha dato quella carica in più, quel gesto tecnico che abbiamo guardato e riguardato più volte, che ha fatto il numero 9 a 34 secondi dalla fine del primo tempo. È stato quello che vi ha dato la scossa per completare e arrivare ai 3 punti oggi? Sì, ci serviva tantissimo fare almeno un gol prima della fine del primo tempo per non andare in spogliatoio con amarezza e delusione, e ci ha aiutato a spingere nel secondo tempo, ci ha dato animo per fare bene e come si è visto abbiamo fatto bene. Che squadra è il Roller Hockey Scandiano, Jacopo? Cosa sognate e dove volete arrivare? Cerchiamo di vincere tutto quest'anno, senza sconti. Adesso è peccato che mancherà Davide fino a gennaio, ma ce la facciamo lo stesso, ci dà uno stimolo in più per vincere. Il riferimento era a Davide Dei Nite. Grazie a Jacopo Raveggi e in bocca al lupo al Roller Hockey Scandiano per la stagione e per la Coppa Italia. Grazie a voi. Ciao ciao.